No Conventional Tourism, da dove nasce l'idea del convegno di oggi? No Conventional Tourism proviene dal progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo che l'ente bilaterale veneto è riuscito ad ottenere, e quindi con i soldi del Fondo Sociale Europeo sono stati organizzati vari corsi di formazione, varie consulenze di gruppo per le strutture turistiche, gli alberghi, gli stabilimenti balneari, i campeggi di Chioggia e anche qualcuno di Rosolina. Quindi abbiamo pensato di fare un seminario coinvolgendo le due realtà limitrofe per il turismo, e quindi ci piaceva l'idea di parlare anche di temi scottanti, oltre che di affrontare corsi di formazione sulle lingue, sul marketing, sulla promozione territoriale, sulla cultura, sull'enogastronomia, anche perché questo progetto portato a casa in questi 2 anni di Covid, e quindi il No Conventional Venice, che è il titolo del progetto, trattava come il turismo deve essere affrontato oggi in maniera non convenzionale, proprio con le conseguenze che il Covid ha portato durante questa pandemia, e quindi di trasformare il turismo nel post-Covid in maniera diversa. Abbiamo ottenuto anche finanziamenti con il FESR, il Fondo di Sviluppo Economico Regionale, per finanziare piani e quindi rimborsi per adeguare le strutture con tutto quello che era i costi maggiori che si sono avuti nelle strutture. E il seminario andiamo poi nel vivo di quelle che sono le difficoltà oggi di reperire personale, di chi lavora nella Renile affrontare la direttiva Bolkestein, ma anche di capire un po' di più come percepire e intercettare i fondi provenienti dal PNRR, e quindi finanziamenti e bandi devono essere una cosa importante per chi ha voglia di investire e di rilanciare il turismo in maniera straordinaria. Tra l'altro, stavo dicendo, è un progetto che continua altre progettazioni che si sono chiuse negli anni precedenti, legati alla cultura, all'enogastronomia, in una sorta di intuizione su quella che poi è Chioggia, capitale della cultura, che domani tra l'altro c'è l'audizione, quindi in bocca al lupo a Chioggia ovviamente, per cercare di rendere edotti gli imprenditori, gli albergatori, i campeggi, gli stabilimenti balneari, le locazioni, bed and breakfast su questa partita interessantissima.